Dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia Eccellenza e riprendere a correre in vetta nel campionato. C'è voglia di riscatto in casa Reggio Ravagnese dopo aver sfiorato una grande rimonta nella sfida infrasettimanale contro il Melito. Chiusa quella parentesi, la squadra di Mister Misidi si rituffa in campionato per la 10ª giornata e reduce dal 3-0 ottenuto a Bocale. I padroni di casa ospitano stavolta il Brancaleone, squadra di metà classifica che nell'ultimo turno ha perso 2-0 contro la Paolana. Vediamo allora le scelte della Reggio Ravagnese per affrontare questa sfida: Currà, Maesano, Scoppetta, Bongani, Zuccalà, Urruti, Di Biase, Puntoriere, De Leon, Baldè e Arcudi. Le immagini a cura di Mirko Giacobello. Passiamo al film del primo tempo. Dopo un minuto Reggio Ravagnese, recupero palla di Puntoriere, il servizio per Baldè che cerca la giocata al limite dell'area di rigore, esplode il destro, bella la respinta di Laganà sulla propria sinistra. Al settimo punizione di Puntoriere in zona. Bongani cerca di gonfiare la rete, riesce anche a farlo, viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco di Maesano che partecipa all'azione. All'ottavo De Leon va a calciare, pallone respinto ancora il numero 7 che appoggia su Arcudi, manda alto da buona posizione. All'11esimo la Reggio Ravagnese finalmente sfonda, lancio lungo di Maesano, Baldè controlla alla grande, se la porta in area ancora Baldè, si defila e conclude col destro, bellissima la rete per Baldè. 1-0 Reggio Ravagnese, ha fatto tutto alla perfezione, lo stop, il controllo, la difesa del pallone, la conclusione da posizione defilatissima. Minuto 14, Libri apre a sinistra per Gonzalez, mette il cross che viene deviato con una mano da Maesano. Questa è la scelta dell'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Carbone alla prima chance offensiva, riesce a trovare il gol e a pareggiare il Brancaleone. 1-1 adesso. Minuto 20, Di Biase per De Leon, ancora a combinare, a cercare il compagno Baldè, molto simile la posizione con cui ha trovato il gol del vantaggio. Stavolta si arrende un difensore in calcio d'angolo. 23esimo, punizione di Guerrisi, super Currà, la sfera rimane sulla linea, salvataggio di Bongani che evita il possibile vantaggio del Brancaleone. Rivediamo tutto, la manona di Currà e poi l'intervento provvidenziale del difensore della Reggio Ravagnese. Al minuto 30 ancora una punizione, stavolta lunga, viene deviata da Bongani, arriva ad Agostino, cerca la conclusione di prima intenzione, incredibilmente mandata fuori. Minuto 36 ancora Gonzalez a sinistra, una spina nel fianco, la mette sul secondo palo, Guerrisi con la mancino, si accartoccia Currà. Minuto 38, la Reggio Ravagnese torna a bussare all'area avversaria, Zuccalà per Arcudi, mette dentro un gran cross, Baldè tutto solo, colpisce di testa e sfiora il palo. La Reggio meriterebbe forse ai punti qualcosa in più, cerca ancora con l'imbucata di Di Biase per Puntoriere, se la sistema e va al tiro, deviato in calcio d'angolo. Al minuto 41 occasione Brancaleone, Libri per Guerrisi, va ad accentrarsi, arma il sinistro sull'esterno della rete. Finisce così il primo tempo, grandi emozioni tra Reggio Ravagnese e Brancaleone. Fin qui il risultato dice 1-1, da una parte il gol di Baldè, dall'altra il rigore di Carbone. Entra Gatto per Arcudi tra primo e secondo tempo, dopo 5 minuti tocca a Ielo per Maesano. Minuto 59, Reggio Ravagnese con Puntoriere, azione personale, si presenta al limite dell'area, la lascia a Baldè, conclusione che viene deviata da un difensore, protesta e come la Reggio Ravagnese, ma per il direttore di gara si può proseguire. Minuto 61, entra Verducci per Di Biase al 62esimo e ancora Baldè incontenibile a sinistra, punta l'avversario, 1 contro 1 di Baldè, nettamente superato il difensore, pallone che finisce in mezzo ma una deviazione evita guai peggiore alla porta del Brancaleone che si riaffaccia in avanti al 66esimo. Ganto sfonda a destra, mette dentro per Gonzalez, respinge Currà in calcio d'angolo. 75esimo, tocca a Baima e tocca anche a Rabbeni, fuori Zuccalà e Puntoriere. 83esimo, mancino velenoso proprio del neo entrato Baima, il suo traversone impegna il portiere in calcio d'angolo. Nel recupero siamo al 93esimo, succede questo, Currà finisce giù dopo un intervento di un calciatore avversario, la sua reazione sconsiderata vale un cartellino rosso. Chiude in 10 uomini a Reggio Ravagnese e soprattutto con questa squalifica di Currà finisce 1-1 contro il Brancaleone. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla